Anche per questo mercoledì noi di Penalty siamo presenti. Naturalmente buon Natale a tutti e soprattutto buona visione con questa puntata tutta natalizia fatta di immagini, di classifiche e di risultati. Partiamo con il campionato di Serie D perché si è giocato giorno 22. Eccolo qua subito la schermata dei risultati e della classifica. Si ritornerà in campo domenica 5, eccola qua la schermata delle partite che si disputeranno. Akragas Locri 1909, Città di Aciriale Scapatese FC, Città di Sant'Agata Ragusa Calcio, Enna Calcio Castrum Favara, Licata Calcio San Cataldese, Paterno Calcio FC Pompei, Regina 1914 Nuova Igea Virtus, Siracusa Calcio San Biase, Vibonese Calcio Nis FC. Partiamo subito con le immagini delle partite che si sono disputate domenica 22. Mi dispiace per il morale della squadra perché abbiamo giocato contro, secondo me, una delle migliori squadre che ho visto fino adesso. Non abbiamo demeritato sul piano dell'impegno, sicuramente abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Non posso chiaramente imputare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano. È chiaro che poi in queste partite, come dicevi giustamente, gli episodi cambiano le partite, no? Si è preso un gol, poi abbiamo avuto l'occasione del rigore sacrosanto, la chiudevi il primo tempo, c'era anche l'espulsione, quindi era sicuramente qualcosa cambiava un pochino la partita. Poi magari loro sono forti, questo sicuramente, però cominci il secondo tempo e ti danno un rigore contro subito, ti piega un pochino le gambe. Però io da questo punto di vista non posso imputare nulla ai ragazzi, hanno fatto veramente tutto quello che c'era da fare. Al di là degli episodi comunque abbiamo tenuto botta contro, secondo me, una delle migliori squadre di questo girone. Ma io sono già diversi giorni che parlo con la società, con il direttore, ci siamo posti degli obiettivi come calciatori. Ne abbiamo fatti diversi nomi, diversi giocatori di più ruoli. La squadra sicuramente sarà rinfoltita di 5-6 giocatori, come avevo promesso e come aveva promesso la società all'inizio. Mi sembra giunto il momento di farlo perché non è facile andare avanti così, perché insomma noi qualche risultato dobbiamo cercare di farlo quanto prima. Abbiamo questa pausa delle festività natalizie e dobbiamo cercare di sfruttarla per cercare di inserire questi nuovi giocatori che arriveranno, migliorare quelli che abbiamo perché comunque sia commettiamo sempre qualche errore che poi ci costa caro e poi dobbiamo ripartire a testa bassa con il girone di ritorno e cercare di fare più punti possibili. Sicuramente secondo me ci salveremo attraverso i play-out, però non si sa mai perché insomma quando poi cominci a fare i risultati, cominci a ottenere i risultati, diciamo che anche la consapevolezza, la forza della squadra comincia sicuramente a migliorare e anche i risultati possono essere risultati importanti. Noi abbiamo bisogno di farne quanto prima, quindi aspettiamo ora questi giocatori che arriveranno e poi vediamo. Posso dire che il direttore, insieme al direttore abbiamo fatto 350 telefonate a 350 giocatori e non è facile venire in una situazione del genere.
anche se Agrigento è bella e tutto quanto, però quando vedono la classifica è normale che i giocatori ci pensano un attimo e poi magari aspetta altre soluzioni. Però ci siamo impegnati tanto con la società per cercare di trovare quelli giusti, penso che abbiamo trovato quelli che servono per noi. Quindi quando arriveranno qui saranno giocatori importanti, saranno giocatori dell'Acragas, saranno i giocatori più forti del mondo, perché quelli che vengono qui devono essere i giocatori più forti del mondo, perché per uscire da qua dobbiamo fare veramente un girone di ritorno quasi da vittoria campionato. Da giorno 5 diciamo, inizia un altro campionato, inizia il girone di ritorno, ci sono 17 partite, quest'anno va via così, va via in maniera negativa, è un anno bisestile, speriamo che il 2025 sarà un anno diverso. Noi pensiamo, ce la metteremo tutta per far sì che il titolo di Serie D rimanga ad Agrigento, Agrigento che si accinge a essere capitale della cultura per il 2025 e sarebbe una cosa antipatica e disastrosa per tutti noi, per la città calcistica che l'Acragas, diciamo così, perdesse la categoria. Io, come ho sempre detto, uno dei miei impegni era quello di allargare la base societaria. Ci siamo riusciti perché un imprenditore, un ottimo imprenditore, una persona per bene, oggi, da qualche giorno che abbiamo negoziato tutti gli aspetti dell'Acragas per far sì che si arrivasse al closing e alla chiusura definitiva dell'acquisizione per ora della maggioranza di questa società. Ecco, a questo punto io ho finito e passo la parola al signor Canzonieri, che è il nuovo socio di riferimento dell'Acragas. Il dottor Deni ha fatto un'analisi un po' di tutta la situazione. Oggi ho visto una partita dove comunque la squadra ha dato il massimo, si è impegnata. Ci sono stati degli episodi sfavorevoli nei confronti di Acragas, che vedi il calcio di rigore, vedi altri episodi che comunque trovano il tempo che vogliono, però abbiamo perso nonostante l'impegno, nonostante la determinazione e la voglia di vincere, di quantomeno di portare a casa un risultato positivo. In questi giorni arriveranno i rinforzi che mister Favarin insieme al direttore sportivo Camarata hanno individuato, ci devono solo svincolare per poi arrivare qui. L'impegno è a 360 gradi da parte mia, da parte del dottor Deni, e pertanto noi cercheremo in tutti i modi di salvare il titolo. Sono stato accolto in maniera bellissima, sono cose che restano comunque dentro una persona. Se ci saranno sforzi da fare ulteriori per mantenere la categoria, ho garantito io personalmente che saranno fatti degli interventi mirati per le esigenze che ha il mister del modulo suo. Noi abbiamo acquistato giocatori che sono funzionali al gioco del mister. Dopo, se dobbiamo fare un ulteriore sforzo per rendere ancora di più competitiva la squadra, che in certe zone comunque oggi è lampante che ci sono delle lacune, noi siamo pronti, siamo qui, non siamo venuti qui a fare i turisti, siamo venuti qui per salvare il titolo e per mettere in condizioni la città Acragas di salvarsi quest'anno, gettare le basi per l'anno futuro, l'anno successivo. Merry Christmas!
Buonasera e benvenuti da Manuel Spinella all'ACE Galatea. La Ciriale chiude in casa il 2024 contro in questa 17ª giornata del girone I di Serie D. C'è il Locri, l'obiettivo è chiaro, dare continuità alle ultime 2 uscite stagionali. Infatti la Ciriale arriva dalle vittorie per 3-0 contro il Pompei e il buon pareggio con la San Cataldese. E allora oggi contro il Locri è la prova del 9 per gli uomini guidati da Mauro Chianese. Si parte allora, primo possesso per la Ciriale oggi in completo bianco. Damczewski, lancio in profondità per Mokulu, bella la sponda per Di Mauro, pallone dentro per Capogna, bucata, Danfa lascia scorrere, arriva Mokulu che si gira in area di rigore, trova l'angolo lontano, 1-0, Mokulu non si ferma più, pallone imbucato per Giuliano, Donini miracolo, palla allontanata, attenzione ancora al tocco per Capogna, ce l'ha sulla mancina, lo fa partire Donini, volo plastico. Basil va nell'1 contro 1, imbucata che non arriva al destinatario, poi Danfa, Donini alza in calcio d'angolo, Ficara 1 contro 1, Aznicolau lunga la gamba, rigore la Rosa, col mancino spiazzato Zizzania, 1-1, la riaperta il Locri, ancora pallone sulla corsa per Pelle che prova con il mancino, Zizzania semplice. Si riparte allora secondo tempo con primo possesso in favore del Locri. Pallone in area di rigore, Sfera che rimane lì, Danfa al volo, mano su, annullato il gol di Danfa. Zizzania rinvia in profondità, Mokulu fa la sponda classica per Sueva che si gira e calcia, Donini alza in corner, altro pallone messo dentro, petta di testa Donini, cosa ha tolto dalla porta? Rodio alza di nuovo il pallone per Petta, attraverso, incredibile. Va il Locri, imbucata per Reis che calcia col mancino, Zizzania in corner. Pallone in profondità per Giuliano, spera di ritorno per Sueva in area di rigore, la mette bassa, arriva Mokulu, il graffio al 94esimo, vale 3 punti, il Locri va KO, ne ha vinto un'altra, la Ciriale, lavoro eccezionale degli uomini di mister Chianese. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, la Ciriale ha vinto 2-1 contro il Locri, decide la doppietta in apertura e chiusura di gara da parte di Mokulu, 3 punti importanti e pesanti, adesso la pausa natalizia e poi la Scapatese. Uno scontro diretto fondamentale per evitare di farsi risucchiare in zona playout. Enna e Pompei si ritrovano di fronte nella 17ª giornata del girone I di Serie D. Allo stadio Generale Gaeta i padroni di casa puntano al successo per consolidare una posizione più tranquilla in graduatoria. La squadra giallo-verde è reduce da un punto nelle ultime 2 giornate. Di contro i campani sono in ascesa grazie alle 2 vittorie ottenute recentemente contro Città di Sant'Agata e Licata. Arbitra l'incontro il signor Francesco Aureliano di Rossano, coadiuvato dagli assistenti Paolo Romeo di Reggio Calabria e Francesco Otranto di Rossano. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Giuseppe Capraro passiamo a raccontarvi quanto accaduto al Generale Gaeta nell'ultima sfida di questo 2024. Prima occasione di marca Pompei con il contropiede guidato da De Luca, il cui destro trova in pieno la trasversale dei pali. Al 36esimo Demo Leon è costretto ad alzare bandiera bianca al suo posto dentro e spasa. 3 minuti più tardi Antonacci alla sinistra mette dentro un cross per Rondinella e controlla e calcia mandando ad un soffio sul fondo. Termina così una prima frazione di gioco piuttosto bloccata. Nella ripresa secondo cambio per mister Pagana dentro Rotella in luogo di Sena al 55esimo. Tocca a Cicirello invece il luogo di Cristiano. 2 minuti dopo l'ora di gioco la punizione di Antonacci per Trest che di testa manda in bocca a Simeoli.
Minuto 75, batte un colpo anche Lenna dopo che è entrato in campo Bamba per barire il mancino di Cicirello che ci prova dalla distanza, il cui tentativo termina abbondantemente alto sulla trasversale dei pali. Ancora un cambio con Cardore che prende il posto di Aperi, 2 minuti al termine del 90°, rotella per Cicirello che parte largo a destra, prova a spostarsi il pallone sul mancino, tentativo che viene smanacciato in corner da Rizzuto, e questa è l'ultima azione di questa sfida, questa è l'ultima emozione di un 2024 comunque da incorniciare per l'Enna Calcio. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento al prossimo anno, buone feste! Poche emozioni e 0 gol nell'ultima sfida del 2024, strepitoso per il Paternò Calcio. Via al racconto della sfida che vede la formazione di mister Catalano protagonista nei primi 20 minuti di gioco. Al 14° il tiro a giro di Bertella dà l'illusione del gol, altro tentativo al 22° con il capitano Alessio Asero. Il suo tiro però non è di difficile presa per Brusca. Al 25° esce fuori la Vibonese che trova la prima occasione della partita. Alagna fa sportellate con Vianisi che non riesce ad allontanare bene il pallone. Poi la conclusione del numero 19 finisce alta sopra la traversa della porta difesa da Mileto, chiamato nuovamente in causa qualche minuto più tardi sul tentativo dalla distanza di Terranova. La formazione di mister Facciolo continua a spingere, altra grande opportunità sui piedi di Squillace, tiro salvato da Greco che sostituisce l'infortunato Porcaro e poi Vianisi allontana. Il secondo tempo inizia con un'occasionissima per la Vibonese, Napolitano conclude con potenza. È bravo il classe 2005 Mileto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 17° proprio da calcio d'angolo arriva l'occasione forse più importante dell'intera sfida del Paternò, con Pinotti che però manca l'appuntamento con il pallone. Mister Catalano adotta alcune sostituzioni, dentro Papito e Di Francesco, e proprio quest'ultimo ad avere una grossa opportunità, però non impatta bene il pallone e il suo tentativo finisce largo. Per lui oggi si trattava dell'esordio assoluto al Falcone Borsellino con la maglia del Paternò, esordio che poteva essere impreziosito da un gol pesantissimo. Nei 4 minuti di recupero assegnati ci prova Papito, ma la sua conclusione termina in un nulla di fatto. A fine partita il solito cerchio con Vianisi a suonare la carica ai suoi. Il gruppo squadra va a prendersi gli applausi della curva e della tribuna prima della sosta natalizia che vede il rientro in campo giorno 5 gennaio per la sfida contro il Pompei. Aria di rivoluzione è quella che si è respirata in settimana alligata dopo le dimissioni di mister Coppa. I giallo-blu ripartono dal ritorno in panchina di Pippo Romano affiancato al direttore Martello. Sfida subito ostica per il nuovo allenatore che affronta la Nissa nella 17ª giornata del girone I di Serie D. Allo stadio Dino Liotti i padroni di casa cercano una svolta dopo una lunga serie di sconfitte consecutive. Di contro gli ospiti sono in forma e reduci dal successo per 1-0 sul fanilo di coda Agragas. Le formazioni partendo dall'Icata: Rossi, Caramanno, Calaiò, De Pace, Lucchese, Pino, D'Antona, Maimone, Minacori, Bennici e Furina. Risponde la Nissa con Elezai, Mannino, Bruno, Gamez, Vieto, Lozza, Pagano, Dalloro, Tumminelli, Rodulo, Diaz e Bonanno. Arbitra la partita la signora Deborah Bianchi di Prato, coadiuvata dagli assistenti Alessio Reitano di Acireale e Dario Testai, sezione di Catania. Tutto pronto allora per raccontarvi del film del primo tempo. Dopo 3 minuti il tentativo di palleggio di Pagano che si fa male, riparte però in ligata a tutta velocità con Maimone che cerca il jolly dalla distanza, non riesce a sorprendere le Zai. Al 6° cross dalla destra, la Nissa attacca, si cerca Diaz, il colpo di testa del numero 9 sorvola la traversa di Rossi. Al 17°
67esimo è Bonanno a gonfiare la rete dopo il bel break da parte di Lozza a centrocampo. L'azione si sviluppa sul centrodestra, l'ex di turno Bonanno trova dunque il gol, ma in posizione irregolare. Era più avanti sul tentativo dalla destra del compagno al 34esimo, ancora un cross dallo stesso versante. Bonanno conclude tra le braccia di Rossi. Minuto 44, si fa sorprendere la retroguardia della Nissa, rimessa laterale in aria, arriva la zampata decisiva di Mina Cori che fa 1-0 e porta in vantaggio il Licata. Esplode il Dino Liotta, avanti la formazione locale. Minuto 45, risposta immediata da parte della Nissa, rimessa laterale per Dall'Oro che la fa passare per Rodulo, altro ex di giornata, cerca l'esterno, viene contenuto da Rossi. Finisce così il primo tempo 1-0 tra Licata e Nissa. Decide il gol di Mina Cori al 44esimo, inizia la ripresa ed è subito episodio. Minuto 53, calcio d'angolo che finisce in mezzo, Diaz la girata, rimane lì la sfera, si avventa però Tumminelli che trova il gol, quello del pareggio, che fa esplodere il settore riservato alla tifoseria biancoscudata, caricata anche da Pagano. 54esimo, De Pace servito a sinistra mette un cross praticamente perfetto sul secondo palo. Furina non trova il gol, clamoroso l'errore del numero 9, non ci sono deviazioni. Minuto 61, Dall'Oro continua a giganteggiare a centrocampo, serve Bonanno che carica la conclusione col mancino aperto sul palo più lontano, anche in questo caso vicino al gol Bonanno. Furina si defila a destra, l'uscita forse avventata di Elezai. Minuto 63, il cross è per Mina Cori che cerca la doppietta col colpo d'esterno, qualcosa a metà fra un tiro e un cross che termina direttamente sul fondo. 67esimo, punizione di Bonanno respinta dalla difesa del Licata, ancora Bonanno che colpisce, deviazione di Pagano, arriva un gol clamoroso, il sorpasso della Nissa al Dino Liotta col gol di Pagano, ancora scatenato verso i tifosi biancoscudati. 1-2, pesantissimo in ottica classifica da parte della Nissa che non si ferma e arriva la firma, quella dell'ex, quella di Riccardo Rodulo, destro potentissimo che finisce all'angolino, non festeggia rispetto per una piazza con cui ha condiviso tantissime gioie Rodulo. Ancora Nissa però in avanti, vicina al poker con Bonanno che chiama Rossi alla respinta. 93esimo, si getta in avanti il Licata, punizione di Gabriel Bianco, traversa, pallone che rimane lì sulla linea, l'ultimo tocco dell'ex Ennan Baie che fa 2-3 a pochi secondi dalla fine, ma non c'è più tempo al Dino Liotta. È una vittoria pesantissima quella della Nissa sul campo del Licata, in ottica salvezza per la formazione biancoscudata che passa un sereno Natale. È tutto a loro, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Loro era una squadra che ha provato a far gioco, molto aperta in costruzione, quindi spesso si rimaneva con un 3 contro 3 e lì dovevamo secondo me incidere di più, perché questa è una partita, secondo me dovevamo fare più gol e chiuderla prima in maniera netta. Questa è l'unica cosa per la quale non sono contento. Per il resto secondo me è stata una gara fatta bene. Anche nel secondo tempo abbiamo rischiato nulla, continuando a spingere, provando a fare il terzo gol, quindi anche la gestione secondo me della gara i ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo iniziato bene, abbiamo preso gol, non ci siamo sciolti, ci siamo ostinati a giocare, non è semplice venire qua e giocare al Granillo contro la Regina, abbiamo avuto coraggio, non abbiamo avuto nessun timore reverenziale, non è facile per una squadra come noi arrivare qui e cercare di dominare la partita. Chiaro che si guarda il risultato, abbiamo perso, abbiamo preso 0 punti ed è quello che conta, però io alleno questa squadra e mi ritengo soddisfatto della prestazione, poi ognuno vede il calcio nella maniera che vuole. La cosa che mi è piaciuta di meno, dovevamo secondo me essere più cattivi sotto porta, perché veramente tante volte siamo stati lì nei 16 metri e 2 gol sono pochi, perché poi basta un nulla negli ultimi minuti che si riapre la partita e rivediamo i fantasmi, tra virgolette. Questa è la cosa che secondo me dobbiamo migliorare, essere spietati in questo senso. Mi è piaciuta la squadra, mi è piaciuta l'attenzione, l'organizzazione, i ragazzi hanno fatto quello che avevamo provato nella maniera giusta, non soffrendo il 3-5-2 per nulla, perché molto spesso contro un 4-3 si può far fatica in ampiezza, soprattutto in uno stadio così grande come il Granillo. Invece i ragazzi sono stati veramente bravi nello scalare nella maniera giusta, tutti molto aggressivi, ma anche capaci di star sotto palla e soffrire tutti insieme. Non è facile la squadra come San Cataldese coprire il campo al Granillo con giocatori importanti come quelli che ha la Regina. Almeno il coraggio che abbiamo avuto va riconosciuto, non abbiamo avuto nessun timore reverenziale. È chiaro che ci siamo un po' scossi, nessuno lo può nascondere, chiunque si sarebbe scosso. Però, ripeto, siamo riusciti a giochicchiare, quindi non era semplice perché poi la Regina si è tirata un po' dietro e quindi aveva più spazi in avanti e ripartiva, era un paradosso. Tra virgolette, noi cercavamo di fare la partita e la Regina ripartiva, non è semplice. Sicuramente per me mettere in campo la squadra di oggi è stato complicato, perché avevo tanti giocatori a disposizione, a differenza delle settimane scorse dove mi mancavano 4-5 giocatori, tutti nello stesso ruolo, tutti in mezzo al campo, e quindi è stato veramente difficile. Abbiamo anche, tra virgolette, costretto Nino Barilà a giocare con una frattura appena subita, importante, e invece adesso questa sosta, tra virgolette, ci ha fatto recuperare Daribi, Porcino, Barilano in una migliore condizione, Luigi Forciniti, insomma questo è molto importante per noi, quindi questo è sicuramente la cosa che più mi fa piacere. Sì, avevo dentro tante emozioni, perché in questi mesi non sono riuscito a dare la mano che volevo alla squadra per via dei problemi fisici, quindi questi 2 gol e la prestazione è stata una liberazione, quindi sì, sono molto contento e ci tenevo tanto. Credo che rispetto alla partita col Pompei siamo stati più bravi a gestire il pallone, abbiamo subito molto meno, abbiamo rischiato molto meno, però siamo calati un po' fisicamente, forse perché io non giocavo da tanto, Momo non giocava da tanto, e quindi quando cala il centrocampo di conseguenza ne risente tutta la squadra. Però credo che abbiamo avuto maggiore maturità, siamo stati più tranquilli nei momenti difficili che in realtà non ci sono stati più di tanto, e abbiamo chiuso la partita. Dovevamo fare più gol, secondo me, questa è stata la pecca che non abbiamo sfruttato. Siracusa chiude nei migliori dei modi il 2024, il girone d'andata, battendo 3-0 l'Igea Virtus. Mister Marco Turati non può disporre dell'infortunato portiere Iovino, oltre agli squalificati Sus, Puzzone e Candiano.
Il modulo è sempre 4-2-3-1 col portiere giovane Di Silvestro, giovane Retuseo, fra i pali, con a destra Parisi e a sinistra Pistolesi, in mezzo Falla e Baldanna, centrocampo a quadro e Palermo, Limonelli sotto punta Maggio con ai lati Alma e Di Grazia. Solo ed esclusivamente Siracusa praticamente per tutta la gara. Al 6° minuto è già gol sul cross di Pistolesi, Alma si accentra e di testa mette in rete. Al 10° ancora Alma recupera sull'errore di Ferrigno ma calcia debolmente, para il portiere ospite Belmonte con Maggio che era ben piazzato. Al 21° Alma per Di Grazia, colpo di testa in schiacciata, vola Belmonte a deviare. Al 28° percussione di Palermo, esterno destro, vicino all'incrocio dei pali. Al 40° il Siracusa raddoppia. Da una respinta difensiva arriva il pallone a Pistolesi che di sinistro mette in rete. Il primo tempo si chiude così. La ripresa esattamente come la prima frazione, sempre di marca Aretusea. Al 5° Di Grazia rientra di destro, tiro a giro, palla che finisce in angolo. Al 19° il Siracusa triplica e un gol da PlayStation perché Maggio di testa appoggia per Di Grazia che riesce a dare un assist d'oro per Alma, il tocco sotto sull'uscita del portiere per il 3-0 Aretusea. Entra Longo per Di Grazia, al 27° cross di Parisi per Maggio, il colpo di testa è parato in tuffo da Belmonte. Entra Sarao per Maggio, al 37° gran sinistro di Longo, Belmonte smanaccia in angolo evitando la quarta rete. Entra Di Paolo per Alma, al 40° su angolo il colpo di testa di Godoy, l'unico tentativo dell'Igea Virtus, vola Di Silvestro e para. Entra l'ultimo arrivato Bonacchi per Parisi, ma non succede più nulla. Il Siracusa chiude con 4 punti di vantaggio. Il prossimo 5 gennaio, alla ripresa del campionato, ci sarà proprio lo scontro diretto contro la vice capolista Sambiase. A tutti voi tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Dopo il campionato di Serie D, adesso è la volta del campionato di eccellenza. Ultima giornata di campionato per quanto riguarda il girone di andata, subito i risultati del girone A. Anche per l'eccellenza si ritornerà in campo domenica 5 gennaio. Eccola qua la schermata delle partite che si disputeranno. Città di Gela Casteldaccia, Città di San Vitolo Capo San Giorgio Piana, Folgore Castelvetrano Athletic Club Palermo, Marsala 1912 Castellammare, Partinico Audace Lascari Cefalù, Unitas Sciacca Don Carlo Misilmeri, Oratorio San Cile e San Giorgio Parmonval, Super Giovane Castelbuono Accademia Trapani. Benvenuti a Folgore Castelvetrano contro Don Carlo Misilmeri. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Gomez si accentra e va da Mendola. Può anche pensare al tiro, lo fa partire! Mani tra i capelli per Mendola.
allontana a cercare Gomez. Palla è per lui. Subutan che controlla. Subutan, la parata di Zummo. Inizia Pisciotta, il tiro di Subutan. Touré, lo scambio, spunta anche Farone, poi Pisciotta. Coordina bene, ma è un passaggio questo per Zummo. Batte il calciano Camarà, arriva al centro, Subutan stacca e rimane Gazzone! Ha segnato Fiore! Quando è la Bardera che va in porta, la parata di Gazzone che esulta come se avesse fatto gol. Touré, adesso sì, non c'è più tempo. La Folgore di cuore, meritando, vince l'ultima gara del 2024. Dopo le immagini riguardanti il girone A del campionato di eccellenza, adesso è la volta del girone B. Subito il rullo dei risultati e la classifica. Anche nel girone B si ritornerà in campo domenica 5 gennaio, subito la schermata degli incontri. Città di Mister Bianco Imesi Atletico Catania 94, Real Siracusa Belvedere Ionica FC, SC Palazzolo Mazzarone Calcio, Città di Avola 2020 Gioiosa, Leonfortese Rosmarino, Milazzo Città di Aci Sant'Antonio, Modica Calcio Leonzio 1909, Nebros Vittoria. Ma che dire, sicuramente volevamo chiudere il 2024 con una vittoria, ma credo che a parte un po' di mancanza di brillantezza nel primo tempo, poi i ragazzi il secondo tempo hanno fatto la partita, credo che meritavano ampiamente la vittoria per le occasioni create, per il dominio avuto, per i legni colpiti, per le parate del loro portiere, per qualche episodio che poi alla fine poteva girarci a favore, ma credo che i ragazzi hanno fatto la prestazione che dovevano fare. Quando trovi una squadra che si difende così, con un blocco così basso, così stretto, sai benissimo che ci vuole pazienza, che devi trovare l'episodio giusto, la palla giusta, e ci abbiamo provato in tutti i modi e ho poco da rimproverare ai ragazzi. Sono partite che ho vissuto, che conosco, e che non ci devono portare rammarico. Credo che, ti ripeto, forse un po' di brillantezza in più dovevamo averla, soprattutto mentale, dovevamo averla il primo tempo con un po' di pazienza, ma poi il secondo tempo i ragazzi hanno fatto una grande partita. Capisco anche la squadra avversaria che è venuta qui sapendo di doversi difendere e ha messo in campo le armi che reputava migliori, quindi andiamo avanti così, perché credo che un pareggio all'ultima di andata non può inficiare il percorso fatto, non può non farci sorridere i 29 punti che abbiamo fatto, il grande percorso che è fatto finora, che ci ha portato comunque sia a alte posizioni in classifica alla finale di Coppa Italia. Ne parlavamo mercoledì, molte volte la Coppa ci ha tolto energie, soprattutto mentali, e anche oggi abbiamo sofferto un po', ma i ragazzi sono stati bravi ad andare oltre questa fatica, questa poca lucidità mentale, attraverso la voglia, attraverso l'agonismo di volerla vincere lo stesso, ma il calcio è così, e gli episodi a volte vanno bene, a volte meno bene, ma se devo valutare la prestazione credo che la mia squadra meritasse ampiamente la vittoria, quindi ci basiamo sempre su quello che costruisci, a volte
ottieni meno di quello che meriti, ma il calcio è così, ci rifaremo sicuramente in altre occasioni dove magari il calcio ci ripagherà di quello che ci è mancato stasera. Ultima fatica di questo 2024 nel raggruppamento B del campionato di eccellenza. Limesi Atletico Catania chiude il girone d'andata ospitando il Vittoria. Sul terreno di gioco del russo di Via Grande va in scena uno scontro diretto per le zone nobili di classifica. Padroni di casa che occupano il quinto posto e reduci dal successo esterno di misura sul campo della Ionica. Con 2 punti di vantaggio in graduatoria invece il Vittoria cerca di recuperare un po' di terreno sulla vetta dopo il netto 5-1 inflitto al fanalino di coda città di Mister Bianco. Arbitra l'incontro il signor Denis, corner pal di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Marco Mirabella di Acireale e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Andrea Giuffrida scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo. Completo giallo con inserti rosso-blu per Limesi Atletico Catania, maglia bianco-rossa strisce verticali invece per la compagine vittoriese. Passiamo a raccontarvi quanto accaduto sul sintetico del russo di Via Grande, prima occasione di marca locale all'11° con Maimone, neoacquisto del DS Proto che cerca il corridoio giusto per Rannis, attento e coraggioso Cirmigliato non ci abbassa. Risposta vittoriese al quarto d'ora con De Matos che imbuca per Iezzi, legno dell'ex Canigatti, fermato comunque in posizione di offside dal primo assistente. Giro di boa della prima frazione di gioco, ancora Vittoria a battere un colpo, Iezzi duetta con Jalò, destro centrale, facile preda di Vitale. Un minuto dopo la mezz'ora arriva il vantaggio biancorosso, cavalcata imperiosa di Esposito che dallo spigolo dell'area di rigore fredda Vitale con un diagonale chirurgico. 0-1 vittoria al russo di Via Grande, fa tutto da solo e lo fa benissimo il Pocio che porta in vantaggio la compagine di Mister Mancini. Padroni di casa alla ricerca del pari che si affidano al mancino educato di Maimone, anche se sugli sviluppi di Piazzato conclude con il destro dopo una serie di finte alzato in corner da Cirmigliaro. Un minuto più tardi ghiottissima occasione per i locali, dalla sinistra Zanella scodella in area la sfera, trovato facile dall'intervento di Rannis che calcia clamorosamente alto, era comunque tutto fermo in posizione offside. Nella ripresa Mister Serafino prova a sparigliare le carte dentro dopo 10 minuti di gioco, Sacco per Rannis, risposta di Mister Mancini con Di Giacomo in luogo di Vitiello. Il 64esimo ancora un incontenibile Esposito a creare scompiglio sul binario destro, assistenza perfetta per Slojkowski il cui mancino termina a fine di palo. Al 65esimo ancora forze fresche per Limesi Atletico Catania, dentro Leonardi per Belluso e Bello in luogo di Majorana. Al 67esimo biancorossi che continua a spingere sugli sviluppi, rimessa laterale, bella giocata di Iezzi a liberare Romero, una gran bordata che scalda i guantoni, un attento Virgilio Vitale. Al 70esimo dentro anche Chisari per Zanella tra i locali. 3 minuti più tardi Padroni di casa che provano a sfruttare il campo in appiezza, cross parabolico di Maimone per il colpo di testa di Rantis, attento Cirmigliaro in presa sicura. Atletico Catania che a 15 al termine lamenta un possibile calcio di rigore per atterramento ai danni di Rantis, lascia proseguire il direttore di gara di Roma 1. Al 77esimo termina la partita di Iezzi, inizia quella di Leggio, richiamato in panchina anche De Matos in luogo di Sanchez, tante le soluzioni a disposizione di Mister Mancini. I mesi Atletico Catania che predilige il binario Mancini per attaccare, Maimone per Chisari, pesca Leonardi in area, forse sbilanciato al momento dell'impatto con il pallone, manda alto. All'87esimo punizione velenosa dalla tre quarti di Maimone che attraversa tutta l'area di rigore prima di perdersi sul fondo. Nel finale l'assalto all'arma bianca dei locali, cross da destra sul quale non arriva Maimone, Chisari allora premia la sovrapposizione di Godino che prova a calciare da posizione defilata mandando alto. Segue solo il triplice fischio del direttore di gara di Roma 1 al russo di Via Grande. Il Vittoria porta a casa un successo importantissimo che gli permette di fare un balzo al terzo posto in classifica a -4 dalla vetta, ora più vicina, occupata dal Milazzo, fermato sulla 0-0 dalla Ionica. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento al nuovo anno, buone feste.
Merry Christmas! La capolista Milazzo, sicura già del titolo di campione d'inverno conquistato con un turno di anticipo, si fa imporre il nulla di fatto al Marco Salmeri da un'Arcigna Ionica ancora scossa dalla scomparsa di Pippo Trimarchi tra i fondatori del club, chiudendo comunque il girone di andata in testa al campionato di eccellenza da imbattuta in casa. La formazione rosso-blu, nonostante un terreno di gioco disastroso, spinge per tutto il primo tempo. Diallo all'8° minuto mette in mezzo per Franchina, trovando però l'intervento risolutore di Staris. 2 minuti dopo ancora il classe 2004 col mancino, calcia a rete, ma Staris si oppone ancora deviando in angolo, e sempre il numero 9 Mamertino al 17°, ben servito da Foti, conclude col destro chiamando l'ex Quartarone alla parata. Il Milazzo insiste al 26°, solo la traversa ferma la punizione di Bucolo, con quest'ultimo che prima dell'intervallo tenta di calciare al volo il cross di Franchina, ma il suo tiro non è dei migliori e Quartarone blocca senza affanno. Nella ripresa però l'occasione migliore del match capita alla Ionica quando al 52° Ragosta, tutto solo davanti alla porta, trova un super Piccioni a negargli la gioia del vantaggio. La risposta del Milazzo non si lascia attendere, ma i tentativi operati da Franchina al 56°, la spada col destro dal limite al minuto 68 e Diallo alla mezz'ora di gioco non riescono a scardinare la porta avversaria. La Ionica comunque vive, su punizione di Staris costringe gli straordinari Piccioni, con l'estremo di casa che si ripete anche all'82°, bloccando sempre il piazzato del 3 giallorosso. Nel finale però i mamertini tentano l'assalto disperato, ma anche la conclusione di Diallo all'85° e la rovesciata del neoentrato Giannaula al minuto 87 non sortiscono il vantaggio sperato. Con questo pareggio, il secondo casalingo del campionato, il Milazzo saluta il 2024 e i propri tifosi guardando tutti dall'alto verso il basso, e alla fine può godersi un Natale sereno e un inizio d'anno che vedrà i rossoblù nuovamente giocare in casa nella prima di ritorno contro l'Aci Sant'Antonio, in programma domenica 5 gennaio 2025. Il Modica ricomincia da 3-0 alla Rosmarino, terza vittoria consecutiva, 3 punti che permettono ai rossoblù di chiudere l'anno accorciando le distanze dal Milazzo bloccato in casa dalla Ionica. Novembre è passato non solo sul calendario. Adesso l'attenzione va ai rumors di mercato, con i tifosi del Modica che si aspettano qualche regalo particolarmente prezioso sotto il loro albero. Nei prossimi giorni, complice la sosta, sarà questo l'argomento preferito nei salotti virtuali frequentati dagli appassionati. Il primo tempo è una girandola di emozione, tutte a tinte rosso-blu, con gli attaccanti che peccano di scarsa precisione sotto porta. Lo show delle occasioni sprecate arriva già al minuto 8. Arken prende il tempo a Ghirardi, trova al centro Cappello che sbaglia clamorosamente l'impatto con la sfera, palla ancora viva per Vitelli che non riesce a fare di meglio e manda fuori. 10° minuto, Schembari sbaglia il tiro che si trasforma in un assist per Arken. Il tiro del francese è una telefonata, troppo debole, facile la presa per il giovanissimo Lussetti. Minuto 27, sempre dalla sinistra arrivano i pericoli. Vitelli lancia in profondità Cappello, palla bassa ma sul secondo palo Arken è in ritardo con l'appuntamento con la sfera. Al 37° traversone di Cacciola, ma Lussetti anticipa Arken. Nella ripresa dentro Montanaro per Vitelli nel Modica. La partita cambia al 5° minuto. Arken viene travolto da Lussetti in uscita, nessun dubbio per l'arbitro che concede il penalty. Dal dischetto, con freddezza, l'attaccante francese spiazza il portiere e sale a quota 7 in classifica marcatori. Un gol provvidenziale per il Modica, che non era riuscito a sfondare nonostante le tante occasioni. Si aprono a questo punto le maglie della difesa messinese. Al 14° duello fisicamente impari
lotta a Pesetti e Archen. Il francese serve al centro montanaro che si può trovare puntuale realizzando il 2-0. È il secondo gol in 2 partite per il prodotto del vivaio del Catania dopo quello decisivo a Gliaca di Piraino. Al 22esimo ci prova Palmisano in perfetta coordinazione, ottima la risposta in angolo di Lussetti. 3 minuti dopo arriva il gol di Cappello con deviazione galeotta e probabilmente decisiva di Pesetti che batte il proprio portiere. Il tiro sarebbe andato con ogni probabilità fuori, buon per il Modica che mette in ghiaccio il match. L'ultima emozione al 35esimo, Cacciola ci prova su punizione dalla distanza, Lussetti pasticcia e para probabilmente con l'aiuto del fianco. I 10 minuti finali sono una passerella per i rossoblù che regalano così un bellissimo Natale a tutti i propri tifosi. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Pertanto appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi e buon 2025. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. E le prossime festività natalizie impongono alcune riflessioni di ordine generale su quello che è il momento che stiamo vivendo, il momento che il mondo vive, un mondo travagliato da guerre, travagliato da conflitti in varie parti, e questo ci lascia veramente preoccupati, perché i conflitti possono poi allargarsi, possono diventare coinvolgenti, possono coinvolgere tutti. Bisogna esortare gli uomini a fare prevalere i sentimenti dell'aggregazione, i sentimenti dell'unità e quindi i sentimenti della pace e del rispetto tra le persone. Il nostro impegno è continuo in questo campo. Noi come Comitato regionale siamo impegnati contro tutte le violenze, contro le violenze sui più deboli, sugli anziani, sulle donne,
contro le violenze durante gli incontri di calcio, le violenze tra calciatori, tra arbitri. È un impegno continuo, è un impegno costante che ci caratterizza e che ci deve caratterizzare sempre di più. Ecco, io credo che stiamo facendo, posso dire tranquillamente, che stiamo facendo dei buoni campionati, dei campionati caratterizzati anche da un segnale positivo che ha rilevato il Corriere dello Sport nei giorni scorsi. La Sicilia viene considerata oggi una regione virtuosa, cioè rispetto ad altre regioni dove si sono registrati in questo primo scorcio di campionato tanti episodi di violenza, noi non ne abbiamo avuti, o perlomeno ne abbiamo avuti soltanto 5 e non sono assolutamente gravi perché non hanno determinato giorni di prognosi. Questo è un momento di soddisfazione per questo risultato, ma dobbiamo fare ancora di più, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo fare capire al nostro sistema che lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è aggregazione e non può mai determinare violenze. Ecco perché mi sono voluto soffermare in questo momento augurale a sottolineare queste cose che ritengo di fondamentale importanza. E appunto con questo sentimento, con questa come dire, spinta a volere ricercare il vero spirito natalizio, a volere spingere le persone a dire cos'è lo spirito natalizio. È un momento di essere vicino agli altri, di aiutare gli altri. Quindi con questi sentimenti io voglio fare gli auguri a tutto il sistema calcistico, ai dirigenti, ai calciatori, agli allenatori, agli arbitri, a tutti gli sportivi siciliani. Voglio fare un augurio ai miei più diretti collaboratori, ai miei impiegati, a tutti coloro che lavorano perché questo grande comitato regionale cresca e continua a crescere. Grazie e tanti auguri di buon Natale a tutti. Buon Natale e felice 2025 a tutti gli sportivi, a tutti i dirigenti, a tutti i tifosi del calcio dilettantistico siciliano. Auguri da Penalty. Merry Christmas! Un altro appuntamento speciale natalizio firmato Penalty. Vi aspetto sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold venerdì 27 alle 15:20 con la terza edizione del premio giornalistico regionale Pietro Anastasi. Assolutamente da non perdere.